molto semplice, il giudizio negativo delle forze presenti e che hanno governato, fanno opposizione, e la necessità di presentare una forza, una scelta alternativa diversa agli elettori, soprattutto a quelli che se ne stanno a casa, che sono ormai vicini alla maggioranza, e quindi per dare un'opportunità, cioè aumentare la possibilità di scelta, anche con una, diciamo, analisi della situazione che prevede una valutazione, una capacità di fare scelte anche diverse, controcorrente, venendo anche dalla mia esperienza di sindaco, insomma, dove io ho fatto causa allo Stato, ho vinto, ho denunciato un Presidente del Consiglio, poi ho portato a casa il risultato, cioè insomma un pochettino meno sulle righe della politica tradizionale, cioè di fronte a situazioni in cui eravamo penalizzati ci siamo mossi senza paura, andando anche oltre quelle che erano le abitudini e le consuetudini di rapporto tra un ente locale e lo Stato o qualsiasi altro livello. Quindi questa è stata la scelta. L'altra scelta è stata, vediamo, intanto io mi candido, poi vediamo chi vuole partecipare a questa avventura, e abbiamo, ho detto, avuto tantissimi gruppi del mondo dell'autonomia, indipendentismo, ma anche del dissenso, alternativi, insomma, siamo un po' multiculturali da questo punto di vista. Abbiamo trovato un punto di equilibrio su alcune problematiche che ci hanno indicato i cittadini, perché io ho girato da 2 anni a questa parte il Veneto in lungo e in largo, incontrando cittadini, e mi hanno detto che la sanità è quello che sentono di più, ma è un dato di fatto, venendo io anche da quel mondo, e ho visto che l'eccellenza della buona sanità veneta è andata perdendo le capacità di dare risposte ai cittadini, di mettere al centro la persona e l'umanità, facendo delle scelte attraverso la riforma dell'azienda zero che ha trasformato la gestione puramente economica, che non si tratta di scialare le risorse, ma non può essere che in sanità si debba pensare prima al risultato economico, che vuol dire taglio dei posti letto, chiusure degli ospedali, non assunzioni, tetti di spesa, burocrazia per limitare le spese. Io l'ho provata sulla mia pelle di medico, cioè se avessi dovuto seguire quelle che erano le indicazioni dell'ULSS, che spesso mi richiamavano perché ero un po' discolo, sarei diventato matto, ma io devo fare il medico prima, poi stare attento alla spesa e non guardare se ho sbagliato una virgola nel fare la prescrizione. E da questo deriva, le liste da spesa, le liste d'attesa sono un aspetto, ma pensiamo a quanta c'è privatizzazione indotta, cioè io non riesco ad andare in tempo ad avere una risposta, quindi vado a pagamento, ma non è solo la visita, sono interventi chirurgici. Recentemente mi ho assistito, doveva fare un intervento di tonsillite, quindi tossilectomia, se doveva farlo 2 anni di attesa, non poteva perché doveva andare all'estero per motivi di lavoro, quindi se sto male all'estero cosa mi succede? A pagamento dopo 2 mesi, stesso operatore del pubblico e stesso ospedale. Cos'è questa privatizzazione? Può essere bravissimo, ma è privatizzazione diciamo latente, indirizzata in questo senso, cioè bisogna dare le risposte. Chiaro che la sanità è anche sottofinanziata. Ricordiamoci che l'Italia in Europa è una di quelle che investe del PIL sulla sanità meno di altri, anche 2 punti di percentuale di differenza, e con le proiezioni del finanziamento che ci sta dando adesso il governo Meloni scenderà sotto il 6, era 6,1, andrà a 5,9 nel giro di 3 anni, anche se quest'anno c'è un leggero aumento che non copre. Io dico che una regione che aveva una sanità di eccellenza deve avere più risorse, e ce le andiamo a prendere se non ce le danno. Le vogliamo pretendere? Dobbiamo trovare questa maniera. Non può essere che siamo trattati così, perché è chiaro che ci vogliono risorse, perché la sanità, con costi di materiali, con costi delle tecnologie, e dovendo pagare le persone che ci stanno, se no è chiaro che medici, infermieri e OS se ne vanno.